Il Carnevale di Gavoi, sei d'accordo? Assolutamente sì, basta parole, ma soprattutto la festa di questa Sardegna che balla, che canta e che soprattutto vive di tradizioni di cui andiamo fieri e orgogliosi. L'applauso per gli amici di Gavoi! Su Tumbarinu e Gavoi, il tamburo di Gavoi, è uno strumento appartenente alla tradizione musicale della Sardegna. Secondo il sistema di classificazione Hornbostel-Sachs, si colloca nella categoria dei membranofoni a percussione diretta. Attestato dalla prima metà dell'Ottocento grazie agli scritti dello storico Vittorio Angius, è lo strumento principale del Carnevale di Gavoi, comune della Barbagia di Ollolai. Si compone di un cilindro in legno con un diametro generalmente compreso tra 30 e 50 cm, alto 20-25, che funge da cassa acustica. In passato venivano utilizzati i setacci per la farina, SOS sedatos, con le due basi ricoperte da una pelle tesa, generalmente di capra, ripiegata ai bordi e assicurata tramite una correggia ad un cerchio di filo di ferro disposto lungo la circonferenza del cilindro. I tiranti passano alternativamente da una pelle all'altra formando una struttura reticolare. Qui viene fissato anche un cordino con funzione di tracolla atto a sorregge lo strumento. Il suono viene emesso da entrambe le pelli, da quella superiore, percossa direttamente con uno o due mazzuoli di legno duro, SOS mazzuccos, e dall'altra per simpatia grazie alla pressione prodotta dalla prima. Esistono due varianti al tamburino di Gavoi, su Tumbarinu e Gardone, realizzato con una cassa acustica in sugherone, su Gardone appunto, e su Tumbarinu con criccos che si differenzia per la diversa modalità adottata per tenere in tensione le pelli. L. Carnevale di Gavoi. Su Tumbarinu e Gavoi viene impiegato soprattutto nel Carnevale di Gavoi, uno dei più caratteristici e musicali della Sardegna. Qui ignobia l'Ardaiola. Nel giorno di Giovedì Grasso, centinaia di suonatori, soprattutto di tamburino ma anche di organetto, triangolo, zufolo e qualche tamburro, antico strumento a corda singola, accompagnati dalle maschere tradizionali gavoesi si riversano nelle strade formando numerosi cortei che in serata si concentrano nella piazza principale del paese in un grande raduno chiamato Sasortilla, e Tumbarinos, l'uscita dei tamburini. Qui si trattengono, suonano fragorosamente sino a notte inoltrata, accompagnando le danze tradizionali della Sardegna e in particolare su Ballu Gavoesu, su Diaru e su Curre Curre. Grazie Gavoi.
Tumbarinos, allora state con me al centro, Roberto, vieni.